A tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Da lunedì anche l'Alto Adige sarà in zona gialla. Si tratta del secondo territorio dopo il Friuli Venezia Giulia destinato ad un passaggio di colore. Secondo quanto si apprende, infatti, è in arrivo un'ordinanza del Ministero della Salute per il cambio di fascia. A questo punto, da lunedì, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia in zona gialla, il resto d'Italia resta ancora in fascia bianca. Intanto l'incidenza settimanale a livello nazionale continua a crescere, 155 per 100.000 abitanti rispetto a 125 della scorsa settimana. L'RT medio sui sintomatici è 1,20, sopra la soglia epidemica ma in calo rispetto alla settimana precedente. Quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, le regioni e le province autonome con l'incidenza più alta sono quella di Bolzano con 645,7 casi, che appunto da lunedì sarà in giallo, Friuli Venezia Giulia con 336,3 casi già in fascia gialla e Veneto con 317,1. Dalle 8 di domani, sabato 4 dicembre, oltre che per gli operatori della sanità, apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni su liste riservate agli appartenenti alla scuola, forze dell'ordine, over 80, soggetti fragili e loro caregiver. I canali per le prenotazioni restano sempre gli stessi: sportelli CUP delle aziende sanitarie, farmacie abilitate, call center regionale e web app. Dopo le difficoltà nelle prenotazioni della terza dose dei giorni scorsi, ieri il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha precisato che coloro i quali rientrano nelle fasce d'età che possono sottoporsi all'inoculazione della terza dose ma che hanno il Green Pass ancora valido, non appartengono a categorie prioritarie e non hanno ancora prenotato, potranno sottoporsi alla vaccinazione a partire dal mese di gennaio. Una riorganizzazione resa necessaria per lasciare spazio a quanti rientrano nelle categorie prioritarie, quali fragili, sanitari, insegnanti e forze dell'ordine, che, ha spiegato Riccardi, devono obbligatoriamente sottoporsi a vaccinazione entro il 15 dicembre per poter lavorare. Secondo le nostre previsioni, ha spiegato il vicegovernatore, per il mese di dicembre abbiamo a disposizione circa 420-430 mila dosi di vaccino. Al momento le prenotazioni nelle agende sono giunte a quota 346 mila, di cui 230 mila sono le persone che non rientrano nelle categorie prioritarie e alle quali comunque verrà somministrata la terza dose entro la fine del mese. Le altre 116.000 persone rientrano tra coloro che appartengono alle categorie prioritarie, di cui 87.000 hanno bisogno della terza dose entro la fine dell'anno per continuare a lavorare. Da qui appunto la necessità di seguire un ordine di priorità. Ad oggi l'obbligo vaccinale non è all'ordine del giorno. A dirlo il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Abbiamo deciso di instaurare un rapporto di fiducia con i cittadini che ha dato ottimi risultati. Siamo il secondo paese europeo per vaccinati. L'Italia, rispetto ad altri paesi, ha aggiunto Costa, ha già affrontato il tema dell'obbligatorietà. Siamo stati i primi ad introdurlo per i lavoratori della sanità e dal 15 dicembre sarà esteso a forze dell'ordine e personale scolastico. 4 farmacisti della provincia di Udine e un odontotecnico del Pordenonese non vaccinati sono finiti nel mirino del NAS e sono stati segnalati agli ordini professionali. I carabinieri del NAS di Udine hanno segnalato all'azienda sanitaria 4 farmacisti, tutti attivi nella Bassa Friulana, in provincia di Udine, perché non in regola con le disposizioni per la vaccinazione anti-Covid. In provincia di Pordenone è stato segnalato invece un odontotecnico dipendente di uno studio. Nell'arco dell'ultimo mese gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno eseguito 18 controlli nella Giuliana, 24 nell'ex provincia di Udine, 11 nel Pordenonese e 12 in area isontina. Sono state controllate
controllate farmacie e strutture sanitarie per lo più private, in parte convenzionate con il sistema sanitario, studi odontoiatrici. Nessuna delle persone segnalate è stata denunciata, poiché sarà necessario da parte dell'azienda sanitaria accertare la loro posizione reale rispetto all'inoculazione. Nel corso dei controlli svolti dal NAS a livello nazionale, in 1609 strutture, centri sanitari pubblici e privati sono state verificate circa 4.900 posizioni di professionisti, accertando 281 situazioni irregolari dovute all'esercizio della professione in assenza della vaccinazione. Tra i professionisti controllati è emerso che 126 eseguivano prestazioni seppur già destinatari del provvedimento di sospensione dall'ordine professionale. Queste condotte hanno portato al deferimento all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, poiché sorpresi in servizio malgrado fossero stati sospesi. Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito in un incidente stradale lungo la ex provinciale Val d'Arzino intorno alle 23 di ieri in territorio di comune di Valvasone Arzene. Il ragazzo, residente a Valvasone Arzene, ha perso il controllo dell'auto che si è cappottata finendo al centro strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari che lo hanno portato in ospedale a San Vito al Tagliamento. Sul posto anche i carabinieri. Nonostante abbia portato riferite importanti, il giovane non è comunque in pericolo di vita. Una donna di Gaiarine in provincia di Treviso e un uomo di Sacile sono rimasti feriti in un incidente stradale frontale accaduto sempre nella tarda serata di ieri a Fiaschetti di Caneva. Uno dei due conducenti, grave ma non in pericolo di vita, è stato portato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. L'altro conducente ha riportato lesioni lievi, è stato portato in ospedale a Pordenone. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sacile, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Infortunio sul lavoro all'esterno della Fantoni a Rivoli di Osoppo nel tardo pomeriggio di ieri. Un operaio è caduto dal camion battendo la testa mentre stava eseguendo la legatura di un carico sul proprio mezzo di trasporto. Si tratta di un cittadino originario della Romania, residente a Magnano in Riviera, di 46 anni, dipendente di una ditta con sede a Dignano. Soccorso dalle persone presenti nel piazzale, è stato portato in ambulanza all'ospedale di San Daniele. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Tentano la fortuna rubando dei gratta e vinci. Autore del reato sono i malviventi che, approfittando della distrazione del titolare, hanno rubato 300 tagliandi della lotteria istantanea nel tabacchino all'interno del centro commerciale Città Fiera di Martignacco. Poi si sono dileguati. Il responsabile del punto vendita ha chiamato i carabinieri appena si è accorto dell'accaduto. Si è concluso ieri a Monfalcone il ciclo di incontri organizzato da Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa, per far conoscere le opportunità per imprenditori e lavoratori legate a fondi e progetti regionali. Gli appuntamenti sono stati ospitati dai consorzi di sviluppo locale del territorio. 2 mesi per far conoscere le prospettive e i vantaggi futuri del territorio friulano a imprenditori e lavoratori per attirare investimenti e valorizzare l'attività dei consorzi di sviluppo economico. Si è conclusa a Monfalcone Conoscere per competere, un vero e proprio roadshow organizzato dalla Regione per raccontare gli strumenti forniti da Sviluppo Impresa per la crescita del territorio. È un ciclo di incontri assolutamente positivo. Guardate, noi abbiamo visitato di fatto tutti i consorzi di sviluppo economico locale della nostra regione. A questi incontri hanno partecipato diverse imprese, diversi consulenti, insomma abbiamo raggiunto quello che era il nostro obiettivo: contaminare il più possibile le realtà economiche della nostra regione al fine di mettere loro a disposizione quelli che sono gli strumenti, tanti ed importanti, che la regione ha, sia da un punto di vista dell'accesso al credito, sia da un punto di vista degli insediamenti produttivi, sia dal punto di vista degli investimenti produttivi, insomma un novero di interventi che poche altre regioni d'Italia hanno.
Sabato sera 4 dicembre Telefriuli trasmetterà in diretta dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine il concerto Milite Ignoto cittadino d'Italia della banda giovanile regionale Ambima FVG diretta dal maestro Marco Somadossi. Intanto scorrono immagini di repertorio. L'esibizione, che gode del patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine, rappresenta la conclusione del progetto che ha viste coinvolte le bande del territorio nella commemorazione del centenario del Milite Ignoto. Il concerto, che prenderà il via alle 18:30, sarà un viaggio musicale che accompagnerà il pubblico dalla leggenda del Piave al primo dopoguerra, attraversando le arie celebri e i temi popolari del periodo. Il coinvolgimento dei giovani vuole essere occasione per tramandare i valori e la memoria della storia che drammaticamente ha segnato la nostra terra. Noi ci fermiamo qui, ma rimanete sintonizzati su Telefriuli perché tra pochissimo c'è l'appuntamento sempre in diretta con A Voi la Linea. Arrivederci.